Eder. Mac. Pallister. Si faceva chiamare Rex Alford, millantava una carriera da regista affermato e presentava curriculum fittizi sui principali portali del settore audiovisivo. In realtà dietro quel nome si nascondeva Francis Kaufman, cittadino statunitense con un passaporto contraffatto, attore principale di un inganno milionario ai danni dello Stato italiano. Il Ministero della Cultura, nel mese di novembre dell'anno 2020, gli aveva concesso un tax credit pari a 863.595,90 euro per la realizzazione di un progetto cinematografico mai nato, Stelle della Notte, un film che sarebbe dovuto essere girato a Roma e che invece è rimasto una pura finzione sulla carta. Kaufman presentò domanda per accedere al fondo pubblico servendosi del nome d'arte Rex Alford, utilizzando anche un passaporto falso intestato a questa identità immaginaria. La richiesta venne formalizzata in base al decreto 2872, firmato dall'allora direttore generale cinema e audiovisivo Nicola Borrelli, sotto il ministero guidato da Dario Franceschini nel governo Conte II. Per ottenere il contributo si avvalse anche della società maltese Tintagel Film LLC, intestata a Rex Alford, una delle tante entità fittizie riconducibili al suo nome d'arte. Secondo quanto riportato da Open, non fu l'unica. Nella documentazione del Ministero compare anche una seconda società con sede a Roma, coinvolta nella richiesta. La domanda definitiva venne inoltrata nell'anno 2023, sfruttando un vuoto normativo previsto per le produzioni internazionali, che consente di accedere al credito senza presentare prove concrete del girato o dei costi sostenuti. Una norma pensata per semplificare le procedure, ma che si è rivelata un'autostrada per l'imbroglio. A dimostrare che il credito è stato effettivamente utilizzato, ci sarebbe una cessione del credito effettuata in banca. Ora il Ministero potrebbe intervenire per revocarlo e chiedere la restituzione delle somme indebitamente ottenute. Francis Kaufman aveva costruito attorno a Rex Alford una vera e propria identità alternativa, completa di biografia, filmografia fittizia e progetti futuri mai realizzati. La sua presenza online era curata nei dettagli. Su siti specializzati e database del settore cinematografico risultava come regista o produttore di numerosi lavori, tutti rigorosamente inventati o con partecipazioni fittizie. Tra i titoli menzionati anche Food Fight, un altro progetto fantasma. Il nome di Rex Alford compariva in contesti professionali e Kaufman era riuscito a tessere relazioni con figure del settore, da videomaker a sceneggiatori, incluso lo scrittore Federico Carro, contribuendo così ad alimentare la sua credibilità nel mondo del cinema indipendente. Ma la bugia più tragica non riguarda solo il cinema. Il mistero è stato chiarito. La donna trovata morta a Villa Pamphili è Anastasia Trofimova, non ancora trentenne. Era proprio a Malta dove Kaufman aveva presentato la sua falsa identità, che aveva conosciuto Anastasia. Dalla loro relazione era nata la piccola Andromeda, talvolta chiamata anche Lucia, morta tragicamente per strangolamento. Un ulteriore tassello inquietante che collega il falso regista alla morte di due persone. È una vicenda sempre più intricata, fatta di ombre, silenzi e dettagli ambigui, come i rovi nei quali erano stati nascosti i corpi di Denisa e Anna Maria. Anche la verità intorno agli omicidi compiuti da Vasile Frumuzache, la guardia giurata accusata di aver ucciso due giovani donne romene, sembra aggrovigliarsi ogni giorno di più. Ogni nuovo elemento emerso dalle indagini, invece di fare chiarezza, moltiplica le domande e con esse le ipotesi. Uno degli snodi più oscuri riguarda una telefonata notturna fatta da Frumuzace nella stessa notte in cui Denisa è stata assassinata, quella tra il 15 e il 16 maggio. Secondo quanto ricostruito, la chiamata parte alle 2:39 e dura ben 44 minuti. Non una conversazione qualunque, né un dettaglio trascurabile considerando il contesto in cui si colloca. Ma chi c'era dall'altro lato della linea? Ed è qui che emergono le prime anomalie. Il numero chiamato risulta intestato allo stesso Frumuzache. In pratica l'uomo aveva due telefoni e uno lo aveva presumibilmente affidato a qualcun altro. Qualcuno di cui si fidava al punto da lasciargli un apparecchio intestato a suo nome, oppure qualcuno che lo affiancava in qualcosa di molto più compromettente. Gli inquirenti hanno ricostruito che l'altro telefono, quello che ha ricevuto la chiamata, si trovava quella notte in un punto della Val di Nievole.
un'area che include sia la casa di Frumuzache a Monsummano Terme, sia le colline sopra Montecatini, cioè esattamente la zona dove il corpo di Denisa sarà poi abbandonato, vicino a un casolare in via Riaffrico. L'indizio, per quanto non decisivo, è rivelatore. Frumuzache quella notte si stava coordinando con qualcuno. Ma per fare cosa? Due le ipotesi principali. La prima: l'interlocutore era la persona a cui Frumuzache aveva lasciato i figli in custodia, visto che la moglie non era in Toscana in quel periodo. La seconda, molto più inquietante, stava parlando con il complice che lo stava aspettando proprio in quel luogo isolato per aiutarlo a disfarsi del corpo di Denisa. In entrambi i casi si tratterebbe comunque di una persona strettamente legata all'assassino, qualcuno di cui si fidava profondamente, una persona che, almeno ufficialmente, potrebbe essere all'oscuro di quanto stava accadendo, ma che potrebbe essere coinvolta direttamente. Un complice, forse inconsapevole, o forse no. Del resto, l'idea che Frumuzache non abbia agito da solo, almeno nel caso di Denisa, è un'ipotesi che le forze dell'ordine non hanno mai escluso. Anzi, l'hanno sempre tenuta in seria considerazione. Alcuni elementi investigativi vanno proprio in questa direzione. Uno su tutti: la testimonianza della stessa Denisa, che poco prima del delitto, in una telefonata alla madre, aveva riferito di essere seguita da due uomini. Era la sera del suo assassinio, a Prato. E quella frase, apparentemente gettata lì in un momento di paura, potrebbe essere la chiave di volta per riscrivere l'intera dinamica. Ma le domande non finiscono qui, perché se davvero Frumuzache non ha agito da solo, per chi stava lavorando? Cosa lo ha spinto a trasformarsi in un carnefice? Qui entra in scena un'ulteriore ipotesi, forse ancora più cupa delle precedenti, quella del racket della prostituzione. L'idea, sempre più diffusa tra gli investigatori, è che Frumuzache non fosse solo un killer disturbato, ma che agisse per conto di un'organizzazione criminale, probabilmente attiva nel controllo del mercato del sesso nella zona tra Prato e Montecatini. In questo scenario la sua funzione sarebbe stata quella di punire chi si ribellava o chi invadeva territori non autorizzati. Un uomo della polizia interna incaricato di far sparire chi dava fastidio. Un'ipotesi che potrebbe anche spiegare la fuga precipitosa di Denisa da Montecatini verso Prato, poche ore prima del delitto, come se sapesse di essere in pericolo. Come se qualcuno l'avesse avvertita che qualcosa stava per accadere. Ma non è bastato. E mentre gli inquirenti scavano tra celle telefoniche, testimonianze e incroci di tabulati, resta il sospetto che dietro Vasile Frumuzache ci sia molto di più di un uomo pericoloso. Ci sia una rete, una struttura, una criminalità organizzata silenziosa ma letale che non esita a uccidere chi esce dalle regole. E forse, proprio dentro quei rovi, è nascosta anche una verità molto più grande. Sono stufo di raccontarle, sono 3 anni che racconto sempre la stessa storia, non so fino a quando dovrà durare. Veramente una croce, guardi. Qualsiasi cosa è successa con 3 anni abbondanti di ritardo, tutto là. E altri commenti non voglio fare, perché sennò va a finire peggio. Questo doveva succedere 3 anni fa, anzi da subito. Indagare tutti, io compreso. Non è stato fatto niente. Liliana si è suicidata, punto e basta. Sebastiano dice che anche tu avevi una cantina. È stata controllata per quanto si doveva. In quella cantina non poteva entrare niente, non un corpo come Liliana. Io l'ho fatta vedere da subito, cosa che ancora mi brucia, perché vorrò scoprire chi di quella botola ha parlato per primo. Dentro ci sono 2 materassi vecchi da buttare. Quando scompare Lilli nessuno. Ma siccome Lilli si è suicidata, non occorre fare ricerche, mi spiego? Non sono state fatte ricerche perché è un suicidio, che cavolo di ricerca vuoi fare? Chiamiamolo errore. Lilli non si sarebbe mai suicidata, mai. Di questo sono più sicuro di dover morire prima o dopo, più prima che dopo. Questa vita veramente... cioè, poteva fermarsi anche per me 3 anni fa, era meglio. Lì è scappata la voglia di vivere. Il mitomane sa con chi se la prende adesso il Covalero. No, non è così. Perché sono stato citato come un mitomane.
cioè uno che cerca in pratica, notorietà, solo sulla questione di Liliana però, perché altrimenti potrei spoderare tutte le cose che credo di aver capito per altre situazioni, per altri omicidi. Ma sono concentrato su Liliana perché comunque, cosa volete, ho questa malattia, ho questo bisogno di verità, insomma, dai, non scherziamo, non dimentichiamo che sono un mitomane, quindi quale verità può uscire da un mitomane? La storia del mitomane è uscita in un video di Heather McPallister di ieri, dove che così, insomma, viene fuori con delle cose che basterebbe guardare, per capire basterebbe guardare, lascerò anche il link sotto a questo video dove uno potrà vedere, capire e ascoltare. Da capire non credo che ci sia, c'è da capire, ma bisogna farsi un attimo delle domande, no? Sul perché, sul per come di certe uscite. Comunque adesso sono diventato un mitomane, se mi sono interessato alla questione di Liliana e insomma sono stato la persona che ha lanciato l'allarme sulla sparizione di Liliana e di seguito a un messaggio in privato che ho mandato a Trieste prima che si è saputo a livello nazionale che Liliana non si trovava, era scomparsa. Da lì le varie organi chiamiamoli di informazione nazionali si sono collegati ed è successo tutta la baraonda. Mitomani, insomma, no? Potrei soffermarmi su mille cose, mille situazioni, no? Il mitomane è quello, per esempio, che lo stesso Heather McPallister vabbè, lo stesso Heather McPallister ha mandato a quei tempi una testimonianza assolutamente attendibile con la voce modificata e questa voce diceva che la mattina del 15 un certo personaggio era andato con la fotografia di Liliana in giro per i bar di via Alessandro per raccogliere testimonianze se mai chi lavorava nei bar aveva visto Liliana in mia compagnia la mattina del 15. Questa testimonianza è uscita mesi dopo, tanti mesi dopo. Così, e questa testimonianza diceva che comunque aveva parlato con Claudio Sterpini, evidentemente durante la notte tra il 14 e il 15 dicembre del 21, e dove era venuto fuori che Liliana ogni tanto andava a bere il caffè con un amico, e questa persona mi ha detto ma Covalero, ma non si sa, vabbè, comunque questa persona è andata in giro per i bar dove che io ho voluto anche precisare che io frequentavo quei bar da bravo Novax, che comunque per quanto riguarda la ricerca della verità su quel che è successo a Liliana è un dato direi significativo. Cos'altro? Sì, e che poi ero andato, prima frequentavo un bar ma dopo frequentavo un altro perché il caffè dall'altra parte costava 30 centesimi in meno, quindi anche pidocchioso se vogliamo, no? E così questa testimonianza, dove che una volta però ripulita la voce e fatta ritornare normale, si sentivano distintamente le campane della chiesetta che c'è in via Capofonte, che praticamente è a 30 metri dalla casa di via Verrocchio.
Porca miseria, no? E vabbè. Eder McPallister, a parte questa passionaccia che ha per la banda degli onesti e per Claudio Sterpini, lecito, niente da dire, no? Questo non significa nulla. Però insomma, non ha mai frugato, cercato di capire altro. La sua missione è sempre stata, in questi 3 anni e mezzo, è sempre stata quella di incensare la banda degli onesti e creare anche lui, incredibilmente anche lui, sospetti su Sebastiano. È un caso comunque, questo non vuol dire nulla, no? Non vuol dire nulla. E potrei dilungarmi ancora su Eder McPallister. Vi consiglierei però di rimettere in ordine quelle immagini che appare sempre alle spalle del cartone animato che parla dal luogo dove è stata portata in secondo tempo il corpo di Viviana. Sarebbe il caso che, giusto per avere un po' di credibilità in più, perché non è detto che non ne abbia, ma per avere un po' di credibilità in più, togliesse quel nastro che ha voluto modificare quando ho annunciato che sarei andato a togliere quel telo, quella coperta termica gialla, dove era stato costretto a modificare quello che era la scritta sul nastro, bianco e rosso, e sovrapponendo quella che era la scritta originale, Vigili del Fuoco, facendolo sembrare come una zona interdetta dalle autorità giudiziarie, che nessuno potesse entrare. E anche là, insomma, aveva insinuato tra i suoi affezionati, no, qualcosa contro di me. Riguardo a questo video di Eder McPallister di ieri, qualcuno mi ha suggerito di fargli una querela, di fargli una denuncia, una querela. Per come sono fatto, io non riesco a fare una querela, anche perché per fare una querela, credo, almeno per quel che è il mio carattere, dovrei essere incazzato, dovrei sentirmi offeso, ma quando mi trovo in una situazione dove certe affermazioni mi fanno ridere, non ho quell'impatto, quel desiderio di farli rappagare. Credo che Eder McPallister se la fa pagare da solo, insomma, con le sue uscite, con le sue visioni. Il grande zio Fulvio è sicuramente una delle persone più esperte, competenti ma soprattutto simpatiche di Trieste, però bisogna fare una piccola precisazione, anzi 2. Il mitomane, nel video che io ho pubblicato, dico: la gente mi ha detto di lasciarlo stare perché è un mitomane, io invece ho pensato che non lo fosse e quindi ho continuato a seguire la pista Fulvio. Quindi che sia mitomane non lo dico io e nel video si capisce bene, lo diceva la gente. Io invece ho sempre detto che meritava attenzione. Fulvio negli anni ha dimostrato di giustificare questa attenzione. Del resto, come segnalato, gli stessi inquirenti rispetto a un avvistamento dicono che quella persona ha le fattezze di Fulvio Covalero, quindi sarebbe stato logico lo sentissero, ma poi invece questo non è accaduto. E altro punto importante che avevo già fatto presente ma lui ha dimenticato nuovamente: quando vengono apposti i nastri a tutela di un qualsiasi luogo ritenuto di interesse per una indagine, che siano apposti dai vigili urbani, dalla polizia locale, dai vigili del fuoco, dalla polizia o dei carabinieri, è la stessa identica cosa, non devono essere rimossi se non dalla stessa autorità che li ha posti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.